Ben ritrovati cari telespettatori, grazie ai nostri ospiti di essere qui con noi. Massimo Cestaro, ben ritornato, segretario generale SPCGIL del Veneto. Buongiorno. Grazie segretario. Paolo Damonti, Federconsumatori Padova, grazie anche a lei. Grazie, buongiorno. Allora, il tema che affrontiamo quest'oggi, l'avevamo anche preannunciato, è quello relativo all'uscita dal mercato tutelato. L'entrata nel mercato libero, stiamo parlando degli energetici, in modo particolare, come vedete, il gas, ma non soltanto, perché poi parleremo anche di contratti relativi all'energia elettrica e di tutte le perplessità e i dubbi che li accompagnano. Nonostante tempo addietro questo alert si fosse già diramato in più e più circostanze, sembra che forse, al di là di qualche piccola proroga, saremmo arrivati al dunque, ma a prescindere è bene che tutti quanti noi siamo informati su cosa comporta, cosa sta succedendo, cosa vuol dire, senza mettere la testa sotto la sabbia per dire non voglio sapere niente, che succeda quel che succeda, ma avendo un minimo di consapevolezza, almeno uno, se si trova davanti un'opzione, una scelta, ha tempo di informarsi debitamente. E allora, segretario, do prima la parola a lei, dopo nel tecnico entriamo naturalmente con Federconsumatori, che è l'associazione a tutela dei consumatori e dei cittadini, che dà sempre una consulenza e un supporto in tutti gli sportelli messi a disposizione sul territorio, anche attraverso lo SPI, perché poi lo SPI è presentato una problematica, se non può risolvere la manda a Federconsumatori e viceversa, insomma interagiscono anche assieme. Mercato libero, mercato tutelato, però al di là di tutto è anche una tutela soprattutto di situazioni particolarmente delicate, perché chi è benestante, chi ha disponibilità economica può fare delle scelte, sbagliare, tornare indietro, non ci sono problemi. Tanti altri, soprattutto le categorie a cui voi rivolgete, quindi più fragili, devono sapere bene dove si va a finire, no? Certo. Allora, anzitutto è il caso di dire che come sindacato di pensionati assieme a Federconsumatori abbiamo messo in piedi delle iniziative a partire dal livello nazionale e poi via via per i territori, perché purtroppo doveva essere fatta una grande informazione da parte del governo su questa questione, cioè la fine del mercato tutelato per gas e energia elettrica. La fine per il gas è prevista per il 10 gennaio del prossimo anno, quindi diciamo dopodomani, mentre per l'energia elettrica aprile del 24. Tanto per capirci, questa è una cosa che interessa tutte le famiglie italiane, cioè 26 milioni di famiglie italiane sono interessate da questa cosa, quindi si capisce bene che sarebbe stato auspicabile una campagna di informazione che in qualche modo era stata anche promessa, una campagna di informazione per dire alle famiglie e alle persone come orientarsi rispetto al fatto che un mercato tutelato termina e quindi quale altro nuovo contratto per il tuo gas e per la tua corrente elettrica fai con i gestori. L'avete fatta voi con l'associazione consumatori, cioè in passato l'associazione consumatori, Federconsumatori e Nord-Envero, si sono prodigate anche altre insieme per fare questa campagna di per fare informazione, sì, insomma, quindi l'abbiamo fatta. Non è stata fatta forse a livello istituzionale o da parte... No, diciamo che la cosa che ci aveva in qualche modo tranquillizzato nelle ultime settimane è che sembrava che diciamo, questi termini venissero prorogati di alcuni mesi, si diceva di 3 mesi o anche 6 mesi. E così non è, almeno dalle cose che sappiamo oggi questa cosa non c'è, quindi le date del 10 gennaio 24 e aprile 24 rimangono ferme. C'è una dichiarazione del ministro competente che dice ma faremo, deroghe non ce ne sono, dice, quindi insomma le date restano queste, ma faremo in modo che l'ingresso delle famiglie nel nuovo mercato sia più morbido, però diciamo, non si capisce bene questa cosa come venga declinata in termini tecnici. Quindi quello che sappiamo oggi è che la proroga non c'è, anche perché diciamo, questi termini sono stati concordati con l'Unione Europea rispetto al PNRR, quindi le dazioni che arrivano dall'Unione Europea all'Italia sono vincolate anche dal rispetto di queste date. Quindi se queste date saltano, infatti su questo parte del governo ha detto non se ne parla di proroghe perché rischia di saltare l'accordo con l'Europa. Quindi noi adesso dobbiamo, dico io purtroppo, dare per certo
che il 10 gennaio finisce il mercato tutelato del gas e che aprile 24 finisce il mercato tutelato per l'energia elettrica. Ora, perché c'è un interesse nostro come sindacato dei pensionati? Perché diciamo, la norma prevede che ci siano delle fasce tutelate, e cioè i cosiddetti clienti vulnerabili. Magari poi lo vediamo dopo, sono gli ultra 75 anni, eccetera, quindi sono in qualche modo una platea che riguarda noi. Ma facciamo queste iniziative di informazione, ne faremo ancora altre, perché noi tutti, quindi non solamente gli anziani, ma noi tutti siamo tempestati da mesi di telefonate di soggetti non meglio identificati che offrono nuovi contratti, tariffe scontatissime, eccetera. Creano eccetera. Anche generano veramente ansia e confusione. Generano ansia e confusione, una persona a casa non soprattutto sa come orientarsi. non sai con chi parli, e quindi stiamo già dicendo alle persone di diffidare da accordi fatti telefonicamente, di dare degli ok telefonicamente, perché questa cosa rischia di trovarsi in condizioni critiche rispetto alle quali è anche difficile tornare indietro. Cioè, io non posso dire naturalmente, perché non ho gli elementi per farlo, per dire se siamo in presenza di una serie di truffe, ecco, perché questo è ovvio che non sono in grado di dirlo. Però il fatto che riceviamo noi decine di telefonate ogni settimana, ogni mese, proponendo contratti sia per il gas che per la luce, è una cosa vera, e che naturalmente crea confusione, e rischiano di cadere in queste supposte trappole anche le persone più fragili. Ma poi quindi il problema è che ci sono molti operatori anche seri nel mercato, certo, che ovviamente utilizzano i mezzi di penetrazione che sono a disposizione, soltanto che tutte le cose quando ho 5 proposte ottime e oneste, magari ce n'è una che non lo è, quell'una va a inficiare il lavoro anche di questi operatori che operano correttamente, fanno delle offerte interessanti e valide, e poi nelle offerte interessanti comunque a causa della non conoscenza si può incappare in situazioni che non sono consone alla propria specifica situazione, che questa è un'altra cosa importante, perché ognuno ha delle situazioni personali di utilizzo, di consumo che sono diverse dall'altro, per cui anche tutto è molto legato a quanto e come uno consuma, insomma. Assolutamente sì. Adesso per fare proprio un ragionamento spannometrico, è evidente che il single che lavora fuori casa eccetera avrà un consumo di un certo tipo, una famiglia composta da 5 elementi ne avrà un altro, quindi anche le tariffe andranno valutate rispetto al fabbisogno, che è la ragione per la quale avevamo chiesto, diciamo, ostinatamente che ci fosse una campagna di informazione. Ripeto, avevate chiesto a livello istituzionale? Certo, a partire ormai da qualche tempo sia Federconsumatori che il sindacato CGIL, il sindacato dei pensionati, ma la Confederazione, abbiamo chiesto che ci fosse appunto una grande campagna di informazione, di comunicazione, in assenza della quale abbiamo chiesto una deroga delle date. Quindi siamo a oggi che non c'è stata la campagna di informazione e che la proroga delle date non c'è. E quindi diciamo noi facciamo il nostro, insomma approfittiamo anche quando di questi... Quando è che viene stabilito, segretario, se ci sarà o non ci sarà questa proroga, che si è sentita di ancora 6 mesi o meno, dove viene decisa? Cioè... Le notizie che abbiamo letto dalla stampa è che le proroghe non ci sono. Ah, che non ci sono, quindi non ci sono. Dovrebbe essere. Quindi bisogna arrivare a fare una scelta consapevole. Entro il 31 dicembre di quest'anno. Quali possono essere le criticità, secondo lei, a livello un po' generale, e voi sostanzialmente che cosa auspicate? Una maggiore informazione, oppure il mercato tutelato secondo voi è veramente di maggior tutela o non è così? No, diciamo che finora il mercato tutelato ha dato delle garanzie, perché diciamo anche la parte economica, il prezzo è stato definito dall'agenzia nazionale che si occupa di questo, che è l'ARERA.
è evidente che si apre un mercato. Ora, noi abbiamo visto altri fenomeni in Italia di apertura del mercato, penso alle telecomunicazioni. Poi sono andati meglio, perché al di là di alti e bassi, però insomma diciamo che c'è stata sì, questa concorrenza. Sì, è andato meglio dal punto di vista del consumatore, che questa cosa ovviamente è importante, dal punto di vista delle aziende un po' meno, insomma, nel senso, stavamo parlando prima, insomma, ecco, vi ricordo la STET, che era tra il quarto e il quinto gruppo di telecomunicazioni al mondo. Oggi non abbiamo un'azienda nazionale che si occupi di questa cosa, abbiamo tante aziende, però diciamo questo rientra in un filone dove neanche la compagnia aerea più nazionale, dove abbiamo ben poco che sopravvive. Però diciamo, è chiaro che la concorrenza può offrire un servizio migliore anche a costi vantaggiosi all'utente, ma naturalmente questo è un processo che, come tutti i percorsi di liberalizzazione, andrebbe monitorato, attenzionato, e quindi con un rapporto costante tra le associazioni, anche i rappresentanti dei consumatori, le grandi organizzazioni sindacali, un momento di monitoraggio di questa fase che a oggi mi pare non ci sia. Quindi diciamo, noi facciamo informazione, adesso anche scenderemo nel dettaglio, un po' più nei dettagli tecnici, però francamente, ripeto, insomma, avremmo gradito una massiccia campagna di informazione. Ripeto, sono 26 milioni le famiglie italiane interessate da questo processo. Che non hanno ancora fatto la scelta. Che non hanno ancora fatto la scelta, e stiamo parlando di luce e gas, cioè insomma, capito, è quella cosa che ogni giorno entriamo in casa, accendiamo la lampadina e ci facciamo da mangiare accendendo il gas, insomma, quindi parliamo proprio della quotidianità delle persone. Dicevo prima, auspicavamo su una proroga, non tanto per avere la proroga, ma quanto per avere il tempo perché il governo facesse quell'opera di informazione che non c'è stata. Quindi adesso noi facciamo il nostro, e con i nostri limiti, con le nostre possibilità, approfittando anche degli spazi che ci offrite, insomma, che sono importantissimi proprio perché riguarda la condizione dei cittadini. Grazie segretario. Allora, cari telespettatori, adesso entriamo nel merito tecnico un po', come e perché e in che termini. Lo facciamo naturalmente con Federconsumatori, però dopo la pubblicità. Quindi restate sul canale 19, seguiteci, prendete appunti, a tra poco.